Oggi ci troviamo a Monrupino, esattamente nella frazione di Reppen. Al piano terra troviamo un bagno molto ampio, la zona giorno e l'accesso al giardino. La cucina indipendente Ampia che rimane cucina. completamente arredata, cane non compreso nel prezzo. Siamo sul vialetto d'ingresso principale e come vedete lo spazio per le macchine è veramente ampio. Dietro al primo garage troviamo anche una zona lavanderia. Ci troviamo in un complesso di villette accostate dove noi siamo la proprietà di testa. La casa è anche tenuta molto bene negli anni. Questo si può vedere sia dalle facciate esterne che anche dalla manutenzione degli infissi. Una cosa importante da dire è anche che la casa si trova appunto di testa e tutto intorno alla casa si sviluppa un terreno che non è edificabile. Ginger, vieni qua subito! Fuori subito! Fuori subito! Che se no la mamma ti sgrida, dai! Ciao! Andiamo. Povera Ginger, come l'abbiamo fregata. Adesso andiamo a vedere il piano della taverna. No, si notano subito i soffitti molto alti. C'è un bellissimo caminetto. Da questa parte troviamo anche una bellissima cantina scavata nella roccia. Ma hai visto questo? Che fantastico! No, ma è fighissimo, questa è proprio pietra. Temperatura costante, un ambiente veramente ideale. Oltre che molto utile per conservare veramente il vino. Bello. In questo piano accediamo anche al secondo garage, tutto quanto ovviamente remotizzato. Remotizzato o robotizzato? Remotizzato, no? Sì. No, l'avevi detto giusto. Tutto il giardino che circonda la casa è dotato di impianto di irrigazione automatica. Remotizzato? No. Comunque la casa veramente sembra costruita ieri. La pitturazione degli esterni, le tegole, il tetto, le facciate, gli infissi. La casa ha anche la predisposizione sul tetto già per un impianto fotovoltaico. Siamo al secondo piano, zona notte. Abbiamo 3 camere da letto e un bagno completo con vasca da bagno. Questa è la camera padronale. Da qua vediamo bene quanto è grande appunto il giardino. Abbiamo anche una buonissima esposizione da questo lato della casa perché è esposto verso sud-ovest. Confermi? Confermo sud-ovest. È una casa pronta, praticamente quasi pari al primo ingresso, tenuta veramente bene ed ha tutte le caratteristiche che solitamente ci vengono richieste. 3 camere da letto, terrazze, giardino, 2 garage, terma autonoma, bassissime spese di gestione. E nonostante sia una villa accostata, di fatto è sostanzialmente indipendente. Seguite i nostri video sul canale YouTube Trieste Villas E Regate Immobiliari. esplorate il tour 3D. Se vi piacciono i nostri video, seguiteci sul canale YouTube Trieste Villas. E Regate Immobiliare. E se volete visitare questa casa, come sempre, in maniera virtuale, cliccate sul link nel testo. Bella questa, eh? No? E con l'occasione, tanti auguri a tutti di un buon Natale da parte nostra. Buon Natale! Buon Natale!